Buongiorno, sono Francesco Squizzato, chirurgo vascolare e professore associato presso l'unità di chirurgia vascolare ed endovascolare dell'azienda Università di Padova, diretta dal professor Franco Grego. La stenosi carotidea è una patologia molto importante sia perché è diffusa a livello della nostra popolazione, sia perché può dare importanti conseguenze per la salute, essendo la prima causa di disabilità e la terza causa di morte nella nostra popolazione. Si tratta essenzialmente di un restringimento dell'arteria carotide interna, solitamente a livello della sua biforcazione a livello del collo, che può determinare un ictus cerebrale, quindi una condizione di ischemia cerebrale che può essere invalidante o mortale. L'importanza nella sua diagnosi, nella sua prevenzione e nel suo trattamento sono appunto per trattare i sintomi precoci e prevenire l'ictus cerebrale. Essendo la causa principale l'aterosclerosi, i fattori di rischio per la stenosi carotidea sono in realtà quelli in comune con l'aterosclerosi in generale, quindi soprattutto l'avanzare dell'età, ma anche il fumo di sigaretta, l'ipertensione, quindi la pressione alta, la dislipidemia, in particolare valori elevati di colesterolo, il diabete. Ce ne sono altri poi meno comuni, però si tratta comunque di una patologia con un'eziologia multifattoriale, in cui non è quindi riconoscibile una singola causa precisa, ma sono più fattori che intervengono insieme nel determinare la stenosi carotidea. Un problema è che in molti casi si tratta di una patologia asintomatica, ovvero la placca si forma nel corso dei mesi e degli anni in maniera progressiva e durante questo suo accrescimento in molti casi non dà sintomi, fino a quando a un certo punto arriva a dare delle complicazioni della placca, che può essere un'embolizzazione a livello cerebrale, un'occlusione totale della carotide, oppure la comparsa di ipoperfusione dell'encefalo perché questo restringimento, questa stenosi, diventa di natura serrata. In ogni caso, quando abbiamo queste complicazioni, si avverano dei sintomi che sono dei sintomi che possono essere specifici per la stenosi carotidea oppure dei sintomi aspecifici. Questi sintomi spesso si manifestano inizialmente come degli attacchi ischemici transitori, quindi cosiddetti TIA. Sono dei disturbi che hanno una durata tipica di qualche minuto e che poi si risolvono spontaneamente senza la necessità di alcun tipo di terapia. Sono degli eventi che però sono molto pericolosi, sono dei campanelli d'allarme che spesso precedono invece l'ictus vero e proprio, che è invece un evento nella maggioranza dei casi irreversibile e che può portare a disabilità e mortalità. I sintomi specifici dei TIA ma anche dell'ictus sono la mancanza di forza improvvisa a un braccio, una gamba, la comparsa di alterazioni della sensibilità, quindi parestesie o mancanza di sensibilità, anche questo è localizzato a livello dell'emisoma, quindi in metà del corpo, tipicamente sono più percettibili a livello di un arto superiore o di un arto inferiore, ma anche dell'emivolto. Possono comparire disturbi del linguaggio e anche cecità improvvisa monooculare, la cosiddetta amaurosis fugax. Innanzitutto abbiamo due grandi categorie di trattamento, il trattamento medico conservativo e il trattamento chirurgico, che a sua volta può essere chirurgico vero e proprio tradizionale oppure endovascolare. Il trattamento medico è indicato in quei casi di stenosi carotidea che non raggiungono un valore di criticità. In questi casi però comunque è presente una malattia aterosclerotica che può essere progressiva se lasciata a se stessa, per cui in questa fase è importante andare a controllare i fattori di rischio, quelli precedentemente detti quali l'ipertensione, il fumo, il diabete, la dislipidemia, ma è anche importante, a seconda dell'entità della stenosi, associare un trattamento farmacologico quale la statina per la stabilizzazione della placca o l'antiaggregante per evitare che compaiano delle complicazioni come la trombosi o l'embolizzazione a partire dalla placca.
In altri casi, in particolare quando la stenosi carotidea raggiunge un valore superiore al 70%, oppure quando questa è associata ad altri fattori di rischio come possono essere l'ulcerazione di placca, la composizione soft della placca o altre caratteristiche che andiamo a valutare in maniera molto precisa e dettagliata sia con l'ecodoppler sia con l'esame angio-TAC, può essere che in alcuni casi la malattia, anche se asintomatica, debba essere trattata e questo si fa per prevenire che ci possa essere come conseguenza un ictus cerebrale. Altri casi in cui è indicato il trattamento è quando compaiono dei sintomi quali i TIA. In questi casi addirittura il trattamento deve essere fatto in tempi molto brevi, altrimenti ci può essere un esito in tempi brevi di un ictus cerebrale. Il trattamento, dicevamo, può essere sia di tipo chirurgico sia di tipo endovascolare. Quello chirurgico consiste nell'andare a eseguire una breve incisione a livello latero-cervicale per andare a togliere meccanicamente la placca a livello carotideo. È un intervento che ha una durata di circa un'ora, un'ora e mezza e che prevede un ricovero di circa 3 giorni. Al contrario, l'altro tipo di trattamento possibile è quello endovascolare. Questo è un intervento che invece viene fatto in anestesia locale tramite un accesso nella maggior parte dei casi a livello dell'arteria femorale, l'arteria che passa a livello dell'inguine, e consiste nell'andare a dilatare con uno stent la porzione di carotide dove si trova la placca. Si tratta di due tipi di trattamento che sono tra loro in qualche modo complementari, nel senso che il trattamento chirurgico tradizionale, che è quello che viene considerato come di prima scelta, ha purtroppo dei casi in cui risulta essere controindicato per motivi di comorbidità e di rischio operatorio del paziente oppure per motivi tecnici anatomici. Ecco, in questi casi può essere d'aiuto il trattamento mediante lo stenting carotideo che invece ha delle possibili controindicazioni che sono diverse rispetto a quelle del trattamento chirurgico tradizionale e l'associazione, la possibilità di avere entrambe questi tipi di tecniche nelle nostre mani ci consente di proporre al paziente il tipo di intervento migliore a seconda delle caratteristiche del paziente, delle comorbidità e della situazione a livello carotideo.